Allora, come nasce la tua app e che rapporto hai anche con l'arte in generale? Il tutto nacque quando ero bambino, diciamo, avevo questa forte tendenza, chiamiamola tra virgolette, alla cultura, insomma, a guardare libri, eccetera. Naturalmente bisogna anche dire, questo se dobbiamo andare così indietro nel tempo, bisogna anche dire che quando ero piccolissimo in realtà io volevo fare tutt'altro, cioè volevo fare il paleontologo. Dopodiché verso i 9-10 anni volevo fare il regista di cinema, cosa che ancora oggi voglio fare, comunque prima o poi diciamo farò, quello è un altro argomento. Però c'era il problema, diciamo, non secondario, che a quell'età, ma esattamente anche ora, andare a realizzare un qualcosa di cinematografico, tra virgolette, era, soprattutto a quell'età, era assolutamente, diciamo, credo fuori dalla mia portata. Allora, d'altra parte avevo un po' questa voglia di creare qualcosa di concreto, cioè non solo di guardare cose fatte da altri, e quindi lì ho iniziato un po' a provare delle cose, un po' a disegnare, un po' a dipingere, e quindi ho iniziato, diciamo così, da bambino, insomma. Mi sono accorto che mi piaceva moltissimo e che anche alcune cose tutto sommato funzionavano. Con le tue opere cosa vuoi raccontare, cosa vuoi trasmettere a chi li guarda? Ora nella maturità, perché appunto se dovessi partire, se dovessi fare una carrellata da quando sono bambino ad ora, ho attraversato tantissime fasi, anche tanti stili eccetera, però ora, diciamo, in fase matura, chiamiamola così, autodefinisco la mia arte antropomitica, cioè sostanzialmente la cosa che mi interessa più di tutte è un'analisi dell'uomo e della sua azione nel mondo e nella storia, però attraverso una visione quasi eroica, mitica, non tanto come riferimenti al racconto mitologico specifico. Poi in qualche opera c'è anche qualche citazione di qualche mito specifico, ma è più diciamo una modalità artistica quella della mitologia, cioè la mitologia è già una modalità artistica in sé, diciamo eroica, anche che potremmo dire ci riporta a quel concetto wagneriano di puramente umano, quindi la capacità del mito di analizzare in maniera fulminea, a grandi linee, in un'immagine, ecco, quelle che sono alcune caratteristiche eterne dell'uomo. Ecco, questa è una cosa che mi interessa fare e diciamo quindi in un certo senso cerco di ricalcare, poi non so se ci riesco o meno, questo passo epico, ecco, nelle mie opere per analizzare l'uomo. Che rapporto hai con Bagheria? Io mi sembra di aver capito che è un rapporto d'amore ed odio in fondo, perché tu guardi non soltanto a Bagheria, ma Bagheria forse ti sta un po' stretta e vai ben oltre. Ma forse non è, cioè, è impossibile non avere un rapporto problematico con Bagheria, tanto perché diciamo che è un posto molto molto particolare, insomma, l'ho sempre percepito come un posto in un certo senso strano. Penso che il rapporto complesso sia tra me e la Sicilia, poi tra me e Bagheria magari ancora più nello specifico. Da un lato penso che il fatto di aver sempre sentito raccontare a casa mia storie che riguardavano peraltro la mia famiglia e il rapporto in particolare con Ignazio Cuttitta, e poi in maniera più mediata con Guttuso, questo mi abbia molto ispirato, perché tant'è vero che credo che le opere di Guttuso siano la prima cosa, diciamo, artistica che io abbia mai visto da bambino, senza neanche rendermi conto che fossero dipinti. Quindi sicuramente questo ha influito molto sulla mia voglia in qualche modo, non che io ci riesca o che ci riuscirò, però quando ero bambino in un certo senso dicevo tra me e me, io vorrei diventare uno di loro, perché sentivo raccontare queste storie relativamente alla trattoria Zamaria, dato che la Zamaria è la mia bisnonna, cioè sentivo raccontare queste storie di Ignazio Cuttitta che andava in quella trattoria con Sciascia, con Guttuso, queste qui, e in un certo senso io sognavo in qualche modo di entrare nel club, chiamiamolo in questa maniera. Ha influito pure il discorso devo dire anche l'origine, diciamo, agrigentina di mio padre, cioè nello specifico di Porto Empedocle,
anche il discorso che dovrebbe esserci una specie di vecchia amicizia corroborata da delle foto, diciamo tra alcuni miei avi e Pirandello, insomma, che andavano a quanto pare a scuola insieme, anche perché diciamo di scuola ce n'era solo una a Corto Empedocle, non c'era, come dire, tanto da confondersi. Quindi in questo discorso dovevi in qualche modo un rapporto naturalmente molto mediato dai miei avi, però questo rapporto con i, tra virgolette, giganti della Sicilia, secondo me mi ha ispirato molto. D'altra parte, andando, cioè calando, diciamo, dalle vette dell'ideale al reale, poi c'è il problema che quando si agisce in Sicilia, diciamo, da artista, poi ci si rende conto dei tantissimi limiti dell'agire da artista o da intellettuale. Comunque possiamo dire che tu parti da Bagheria per guardare verso la Coppa. Sì, intanto perché ho sempre avuto questa, diciamo, visione internazionale della carriera dell'artista, anche della carriera tout court. Hai anche esposto all'estero? Sì, diciamo, Hai vissuto all'estero? parte, sì, ho vissuto in Spagna, in Germania, a Londra, poi diciamo in Nord Italia, però diciamo che non è estero, anche se noi lo percepiamo così, ma quello è un altro discorso. Inoltre, diciamo, sin da piccolo avevo un po' questa, cioè avevo capito, insomma, che è così, ancora oggi lo confermo, che sono, diciamo, un pochettino più esperto, che per fare una carriera, diciamo, artistica seria, vera nel mercato bisogna, diciamo, guardare, ecco, a livello internazionale. E poi anche dal punto di vista culturale, in certo senso culturalmente sono un po' un siciliano atipico, ma questo lo riporto a Pirandello, cioè nella mia opera, nella mia arte ho sempre assorbito molte influenze, in particolare della cosiddetta cultura mitteleuropea, sia, diciamo, dal punto di vista letterario, ma anche ad esempio la stragrande maggioranza dei miei pittori preferiti sono tutti tedeschi o di area austriaca, eccetera. E quindi forse anche questo discorso di essere, diciamo, da un lato estremamente mediterraneo, tra virgolette, tra l'altro faccio molti riferimenti nella mia opera alla grecità, d'altra parte l'aver assorbito in qualche modo in maniera mediata, perché poi in Germania sì, ho vissuto un annetto, però non è questo, è più dal punto di vista culturale che mi sono sempre interessato a quel tipo di cultura lì. Ecco, forse anche questo ha caratterizzato un po' la vocazione internazionale che magari si può ritrovare, penso, in qualche mia opera.